Una vittoria molto difficile perché la Roma è una buona squadra, è una squadra che non ti lascia respirare, è una squadra che ti pressa dal primo all'ultimo minuto. È chiaro che però è stata meritatissima anche perché la partita non è stata chiusa prima, più che altro per i grossi errori arbitrali. C'è stato annullato un gol regolare, un rigore negato. Io credo che questa partita noi dovevamo già chiuderla nel primo tempo. Direi che non abbiamo mai dato modo da tirare in porta l'avversario, per cui alla fine abbiamo fatto la partita che volevamo, chiusi per poi ripartire. Abbiamo creato anche diverse occasioni, però purtroppo siamo ancora un po' troppo imprecisi in zona gol. L'arbitro ha visto che mi sono buttata e quindi ha fischiato fallo a sfavore mio e mi ha dato la munizione. In realtà il difensore mi ha toccato, però vabbè, sono episodi che ci possono stare in una partita, dispiace perché comunque magari va a compromettere l'andatura della partita. È stata una partita tosta perché eravamo sotto l'acqua, sopra un campo che era difficile sia per affrontare una squadra come la Roma e per il terreno, però siamo state abbastanza brave a rimanere in partita, peccato che non l'abbiamo chiusa nel primo tempo con il gol che ci hanno annullato. Abbiamo disputato un'ottima gara secondo me perché abbiamo incontrato una grande squadra che ha dimostrato di saper giocare molto bene al calcio. Il Verona ha fatto una grandissima impressione, però nonostante questo siamo rimasti sempre in partita, abbiamo portato il risultato in bilico fino alla fine. Devo dire avevamo la formazione abbastanza rimaneggiata, però le ragazze si sono espresse veramente con tanto spirito di abnegazione, hanno lottato su tutti i palloni e questo è un ottimo segnale anche in chiave futura, considerando che abbiamo fatto giocare anche molte ragazze giovani, avevamo in campo comunque 3,96, 3,94 e 95, quindi abbiamo finito la gara con tantissime ragazze giovani e di prospettiva, e fare partite di questo tipo le aiuterà senz'altro a crescere.